Siamo all'inizio di questa stagione, uno spettacolo che girerà per l'Italia. No, siccome c'è il regista che mi sta guardando, allora. Cerchiamo di portare intanto divertimento e allegria, penso che sia un periodo dove è importante ridere e divertirsi con leggerezza. È un testo leggero, non ha la presunzione di far pensare chissà che cosa, però è semplicemente uno specchio di quello che è la società, che pur essendo passati tanti anni è rimasta più o meno con le stesse dinamiche. Allora, sinceramente Bugiardi è un testo che ha un po' di anni, quindi scritto da un attore che ha ancora più anni, però evidentemente il tema è sempre attuale, no? Che è quello della bugia in generale. Quindi che può essere legata appunto a un tradimento, può essere, però la bugia, noi viviamo di bugie, quindi il pubblico si rivede ed è il meccanismo che scaturisce la risata è proprio quello, il pubblico si rivede in quello che vede sul palco. Questo spettacolo lo porto in scena con mio figlio, c'è anche mio figlio, quindi è un doppio piacere, insomma, salire sul palco. In genere è sempre una gioia, poi avere la possibilità di farlo con mio figlio è ancora più importante.